Buongiorno da Sicilia 24, i titoli principali del nostro TG. Crisi idrica ancora in primo piano, Messina senza acqua per almeno 2 giorni, scattato il piano di emergenza, gela la dispersione nei campi mentre i rubinetti nelle case sono a secco. Agricoltori in protesta nell'Agrigentino chiedono il dissalatore. Pioggia di catrame e fumi neri dalla raffineria di Priolo. Il nuovo guasto all'ISAB mette in allarme la popolazione della zona. Il sindaco di Melilli chiede chiarezza. Palermo ricorda il generale Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia 42 anni fa con la moglie Emanuele e l'agente di polizia russo. L'omaggio del ministro dell'interno Piantedosi, presenti i figli Nando e Simona. Licenziate il medico radiato in Inghilterra per molestie sessuali. L'ordine arriva dall'assessorato regionale alla sanità dopo la scoperta dei trascorsi del cardiochirurgo De Rita in servizio al civico di Palermo. Calcio Catania, la forza del gruppo, i rossazzurri dominano nel primo tempo contro il Benevento, poi calano nella ripresa ma grazie al gol di Carpani portano a casa 3 punti contro una delle big del campionato. Il Trapani cerca un nuovo allenatore. In mattinata è saltata la trattativa con Oddo. La netta sconfitta casalinga col Picerno aveva portato all'esonero di Torrisi. Ancora ben trovati e andiamo subito a occuparci della crisi idrica che torna prepotentemente in primo piano. Oggi a Messina si comincia almeno una 2 giorni senza acqua per la riparazione della condotta dell'acquedotto di Fiumefreddo. È subito scattato il piano di emergenza, 14 mezzi in azione per distribuire acqua alla cittadinanza. Ci dice tutto Francesco Triolo. Almeno 2 giorni senza acqua, per Messina si preannunciano 48 ore di passione sul fronte dell'emergenza idrica. Questa mattina alle 7 infatti è stata chiusa la condotta Fiumefreddo che serve la città, una chiusura necessaria per consentire la riparazione di un tratto della tubazione così da recuperare quella falla che all'altezza di Santa Margherita sottrae circa 7 litri di acqua a secondo. 4 i punti dove è necessario intervenire per rendere tubazioni più efficienti e più in sicurezza dalle fragilità del terreno. Uno stop che interessa tutta la città da sud a nord e che durerà almeno sino a giovedì, quando si ipotizza possa tornare l'acqua nelle condotte. Lo stop all'erogazione dell'acqua interessa una vasta porzione del territorio cittadino. Le aree che saranno interessate vanno da Tremestieri a Mortelle, compresi i villaggi rivieraschi e collinari della zona centro-nord della città. Scattato di buon'ora il piano di emergenza previsto dal comune e coordinato dalla protezione civile. In campo ci sono 14 mezzi tra autobotti e moduli antincendio per rispondere alle esigenze dei cittadini, 4 invece i punti fissi di distribuzione dell'acqua in città. La durata prevista dei lavori di circa 12 ore, in teoria in serata, intorno alle 20. Gli interventi dei tecnici di AMAM si dovrebbero concludere, ma prima che l'acqua scorra nei rubinetti bisognerà attendere almeno fino a giovedì. Il clou del disagio è atteso per la giornata di domani, quando anche i serbatoi dei palazzi che oggi sono stati riforniti resteranno a secco. E a protestare oggi sono gli agricoltori. Le proteste sono avvenute durante la mattinata, ma oltre appunto a quelle davanti al fiume Verdura, anche la Coldiretti ha protestato davanti al comune di Agrigento. Insomma, 2 presidi, 2 momenti di protesta proprio per la mancanza d'acqua e acqua che manca per irrigare i campi. Davide Sarto. Agrigento si raduna ancora una volta accerchiata dalla grave e perdurante crisi idrica. Piazza Pirandello dinanzi al municipio e dal mattino di oggi cornice ad oltranza di un sit-in organizzato dalla Codacons a cui partecipano i rappresentanti di alcuni comitati civici. Tutti invocano un rimedio tangibile ed efficace, ovvero un dissalatore. Noi siamo abbandonati, noi non beviamo da 5 mesi, dal mese di aprile che non prendiamo acqua. AICA non ne vuole sapere, il comune non ci interessa, non sappiamo più a chi rivolgerci. Abbiamo comprato una bizzeffa di autobotte di acqua, oggi le autobotte stanno scarseggiando, siamo senza acqua, dal mese di aprile che siamo senza acqua, non sappiamo più a chi rivolgersi. L'Africa che dicono che sono morti di sete invece hanno l'acqua, noi non abbiamo l'acqua. Sul mare di San Leone darebbero 40 litri per le 2 zone distinte di Agrigento e avremmo risolto il problema. Dici perché non lo fanno?
perché il sindaco sicuramente non ha fatto la richiesta alla protezione civile regionale che poi autorizzerà. Io non posso ogni giorno chiedere favori a parenti, amici per fare una lavatrice, per fare una doccia, cioè sto pensando pure se è il caso di farmi un biglietto aereo e spostarmi da parenti, cioè non è possibile. Ed un altro presidio spontaneo di protesta è stato organizzato agli agricoltori di 4 comuni dell'entroterra, compreso la provincia di Agrigento e Palermo, sull'argine del fiume Verdura nel territorio di Villafranca Sicula. Contestano l'ordinanza del commissario per l'emergenza idrica Dario Cartabellotta, il provvedimento autorizzando la destinazione di 70.000 metri cubi di acqua dall'invaso Gammauta all'irrigazione degli agrumeti del comprensorio di Ribera, blocca ogni prelievo o attingimento dalla traversa Favara di Burgio e dalla vasca dell'impianto idroelettrico gestito dall'Enel. Le riparazioni non bastano e così arriva la terza rottura in 15 giorni che lascia Gela a secco. Ieri un guasto nella condotta di San Leo ha causato lo sversamento, tra l'altro, di migliaia di metri cubi di acqua nei campi. È un po' un paradosso in tempi di crisi, è davvero inaccettabile, come ha dichiarato il sindaco di Gela, il servizio di GR Italia. Migliaia di metri cubi di acqua sversati nei campi della periferia nord cittadina e mezza città di nuovo a secco. In tempi di crisi idrica quello che sta vivendo Gela è un vero paradosso. Ieri la terza rottura della condotta di San Leo ha riacceso i riflettori sulle condizioni fatiscenti della rete colabrodo di Siciliacque e sui limiti della portata. Basta aumentare la pressione perché i tubi esplodano e la mancanza di valvole e bypass che possano delimitare il guasto impedisce l'isolamento della perdita e obbliga i tecnici a intervenire solo dopo che l'intera condotta si sia svuotata. Uno spreco inaccettabile per una città che vede diversi quartieri a secco da giorni. Ieri il sindaco Terenziano Di Stefano si è recato sul posto per un sopralluogo e ha denunciato la situazione al prefetto. Riunioni, fiume fatte in prefettura per trovare in ogni dove un pozzo d'acqua per poi vedere questo scempio, ovvero la perdita di migliaia e migliaia di metri cubi. Abbiamo informato anche il prefetto, abbiamo informato tutte le autorità competenti di quello che è successo oggi e di quello che bisogna fare, ovvero la sostituzione integrale di questa condotta. Ciò avviene perché la condotta è vecchia e fatiscente e quindi una maggiore portata provoca queste continue rotture. I tecnici di Siciliacque da stamattina stanno intervenendo per riparare la perdita. Una volta ripristinata l'erogazione ci vorranno almeno una decina di giorni per ritornare alla regolare distribuzione a giorni alterni. A partire dal 10 settembre invece partiranno i lavori di sostituzione dell'intera condotta che dovrebbero terminare entro dicembre e che dovrebbero, almeno in parte, risolvere il problema. E adesso uno sguardo alle agenzie. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Porto Empedocle nell'Agrigentino contro la finestra, il prospetto di un'abitazione di proprietà di un 46enne. Sul posto sono intervenuti agenti del commissariato e della scientifica della polizia per i rilievi che hanno evidenziato la presenza di fori nella finestra, nell'infisso e appunto nel prospetto dell'abitazione. Pioggia di catrame, fumi neri dalla raffineria di Priolo. Il nuovo guasto all'ISAB ha messo in allarme la popolazione della zona. La procura di Siracusa apre un'inchiesta per reati ambientali e il sindaco di Melilli vuole fare chiarezza. Luca Ciliberti. Fumi neri e pioggia di catrame, eventi ripetuti a ridosso dell'area del petrolchimico in una zona tristemente nota come il quadrilatero della morte. Ieri pomeriggio un nuovo incidente, dalla raffineria lo chiamano tecnicamente un fuoriservizio all'unità 100 topping, quella che trasforma il petrolio grezzo in idrocarburi. Dall'ISAB fanno sapere che si è trattato di un evento imprevisto dovuto a un disservizio elettrico che ha causato l'arresto dell'unità e che ha dato vita a fenomeni di sfiaccolamento. La fiamma sulla torcia e la conseguente nube nera erano ben visibili anche a chilometri di distanza. Un nuovo imprevisto a distanza di poco meno di una settimana dall'evento che ha prodotto il fenomeno della pioggia oleosa su Città Giardino e Belvedere, frazioni di Melilli e su Siracusa. La popolazione della zona adesso è allarmata. Tutti questi eventi a così breve distanza non si erano mai verificati. Dà fastidio perché comunque non è che si respira bell'aria pulita qua, ma qua come tante altre zone. Poi questo è l'ennesimo caso perché qua comunque quasi tutti i giorni c'è un episodio di questo genere. Siamo preoccupati veramente. Spero che
cioè la sicurezza, la manutenzione sia sempre controllata da chi di dovere. Ci sono delle mattinate che non si respira e si fa fatica anche ad aprire le finestre da casa. Il polo petrolchimico qui è trainante, rilascia milioni di euro nelle casse delle amministrazioni comunali e in provincia di Siracusa. Il 60% del PIL è determinato dalla zona industriale con una disoccupazione di appena il 5%. Ma il silenzio accondiscendente di un'ampia parte del territorio certo non aiuta a fare chiarezza. Secondo me tutte le industrie inquinano, è chiaro, ma anzi siamo un paradiso rispetto a tanti altri posti. Il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, adesso vuole vederci chiaro e ha chiesto un immediato e urgente incontro all'azienda, convocando il direttore generale di Goi Energy ISAB in municipio. In ballo c'è il tema della salute dei suoi concittadini, ma anche il futuro delle attività agricole e del loro indotto. Per il guasto del 26 agosto, la Procura di Siracusa ha avviato un procedimento penale per illecito amministrativo per reati di natura ambientale e ha disposto il sequestro probatorio dell'impianto, però senza fermarne l'attività al fine di non comprometterne i processi produttivi. L'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 42 anni fa. Oggi il ricordo, la cerimonia è stata seguita dal nostro Marco Gullà, il servizio. 42 anni sono passati da quel 3 settembre in cui vennero uccisi in un agguato mafioso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo, uomo di punta nella lotta contro il terrorismo dopo l'omicidio del deputato comunista Pio La Torre e l'approvazione della legge sull'associazione a delinquere di stampo mafioso. Fu nominato prefetto di Palermo con pieni poteri. Qui è morta la speranza dei palermitani onesti, questo recitava un cartello lasciato sul luogo dell'eccidio dai cittadini di una Palermo dilaniata e insanguinata dalla guerra di mafia. Nello stesso posto, in via Isidoro Carini, questa mattina si è tenuta la consueta commemorazione alla presenza, tra gli altri, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Una lotta che deve essere ancora portata avanti in chiave moderna, secondo quelli che sono gli aspetti che adesso la mafia ha assunto, una mafia che ha praticato la sua operazione, uccide meno, ma non è meno insidioso. Il figlio del generale, Nando Dalla Chiesa, oggi rappresenta la commemorazione insieme a un gruppo di 40 studenti universitari di scienze politiche di Milano. Insegnare significa consegnare, gli consegno qualcosa, questo l'ho chiarissimo. Tanti ricordi, d'altra parte stanno facendo così anche le persone che abbiamo incontrato e credo continueranno a farlo. Dalla Chiesa è stato un servitore esemplare dello Stato, ha invece detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La figlia del generale torna su quel periodo funesto. È la situazione soprattutto di isolamento in cui mio papà era stato lasciato dalla politica del tempo. Ne eravamo consapevoli, ma per me che ero sua figlia era invincibile. Ero convinta che anche in questa situazione così complessa ce l'avrebbe comunque fatta. Fabrizio De Rita va licenziato dopo le opportune verifiche. L'ordine arriva dall'assessorato regionale alla sanità dopo la scoperta che il cardiochirurgo di origine bresciano, in atto al civico di Palermo, è indagato in Inghilterra. Ma sentiamo Laura Spanò. Il cardiochirurgo pediatrico del civico di Palermo Fabrizio De Rita va licenziato in tronco. L'ordine è partito dall'assessorato regionale alla salute. De Rita, 43 anni, è stato radiato dalla sanità inglese per molestie sessuali nei confronti di una collega del Freeman Hospital di Newcastle. L'assessore Giovanna Volo ha chiesto al manager del civico Walter Messina di eseguire tutte le verifiche necessarie prima di procedere alla risoluzione del contratto del chirurgo di origini bresciane, al quale inizialmente era stata affidata la responsabilità del nuovo reparto riaperto un anno fa sotto la guida del policlinico privato San Donato di Milano. Il concorso di De Rita, arrivato a Palermo a giugno nel 2023, è stato annullato a febbraio scorso dal TAR Sicilia per l'illegittimità della commissione d'esame, sentenza confermata anche in appello, che però non ha impedito ai vertici del civico di mantenere in servizio il cardiochirurgo come libero professionista. De Rita così è rimasto al timone del centro palermitano, dove ha continuato a operare come primo chirurgo. Era lui a tenere il bisturi in sala operatoria nel caso del piccolo Cristian Trapani, morto ad aprile scorso dopo 3 interventi
e un calvario di 5 mesi. Sulla sua morte c'è una doppia inchiesta della Procura della Regione. Dopo l'input dell'assessorato sulla necessità di allontanare il cardiochirurgo per motivi di natura deontologica e di tutela dell'immagine, ieri al civico i responsabili dell'ufficio legale del personale si sono incontrati per stabilire come procedere. Una vicenda che rischia di gettare ancora di più nel caos la cardiochirurgia pediatrica del civico e la sua gestione affidata al San Donato con un appalto triennale da oltre 9 milioni di euro. Adesso ci fermiamo per una pausa e poi ci occuperemo del caro scuola. A tra poco. Tra pochi giorni l'inizio della scuola e dietro l'angolo un'altra stangata per le famiglie. Incide particolarmente la spesa sui libri di testo con il diritto allo studio che rischia di diventare un lusso. Nello zaino dei liceali intanto scompare il vecchio diario. Tonino De Mana. Si avvicina la scuola e incombe un'altra stangata sulle famiglie. Libri, zaino, astucci, materiale di cartoleria, tablet. Presentarsi in classe con tutto il materiale occorrente costa sempre di più. Non si bada a spese però per soddisfare le richieste di figli o nipoti, magari con la promessa di un maggiore impegno tra i banchi. Mentre per la scuola primaria i libri di testo sono gratuiti, la situazione cambia per gli studenti più adulti con il diritto allo studio che rischia di trasformarsi in un lusso. La spesa maggiore sono i libri, perché sono stati aumentati ingiustificatamente secondo il mio punto di vista, perché se una fotografia viene sostituita cambia il codice, cambia il codice, ma il libro rimane uguale, quindi è una spesa fatta in più. I libri veramente sono abbastanza costosi. È venuta anche la nonna per supportare economicamente? Sì, diciamo anche per così, per piacere. Tra libri, corredo e ricambi, un ragazzo di prima media spenderà un totale di 1.108 euro, uno di primo liceo un totale di 1.362 euro. Si devono aggiungere poi i prodotti tecnologici utili alla didattica che fanno registrare un aumento dell'8%. Nello zaino dei liceali trova sempre meno posto il diario. I segreti del caro diario anche loro in soffitta. I segreti resteranno fra le note del telefono ormai, perché i diari non più, oppure nei banchi che si scrivevano e poi si cancellavano per non far vedere ai professori che stavamo scrivendo nei banchi, oppure nei muri scritti piccoli. Ma il destinatario riusciva a leggerli? Non penso proprio. Magari le scriviamo nei quaderni o nei quaderni dei nostri compagni per nasconderlo, per non farci capire che magari siamo noi. Il vecchio caro diario è stato mandato in soffitta dal registro elettronico, che non potrà conservare però emozioni, disegni e ricordi degli anni più belli. E adesso una notizia molto triste che addolora le redazioni di Telecolor e Antenna Sicilia, che lascia con un enorme vuoto. È morto infatti il regista televisivo Natale Zennaro, aveva 70 anni e da tempo combatteva contro un brutto male. Zennaro per oltre 30 anni ha firmato le più importanti produzioni televisive di Antenna Sicilia, dal seguitissimo show di intrattenimento Insieme alle maxi dirette in onore di Sant'Agata che hanno varcato i confini dell'isola. Intuitivo, grintoso, sperimentatore e innovatore, Natale ha fatto la storia della televisione in Sicilia con programmi all'avanguardia come Twitter, che ha dettato le mode e le tendenze del mondo dei giovani negli anni 90. Ha anticipato tempi e modi di comunicare, ha lanciato generazioni di giovani cronisti catanesi che si sono poi affermati nel panorama regionale e nazionale. Nel corso della sua lunga carriera si è occupato inoltre della regia di storici programmi sportivi come Sala Stampa e rotocalchi al femminile come part-time. Lascia la moglie Francesca e 2 figli. Alla famiglia di Natale Zennaro le più sentite condoglianze da parte della nostra redazione e del comparto tecnico. I funerali si svolgeranno domani alle ore 11 nella chiesa madre di San Gregorio nel Catanese. Adesso ci fermiamo e torniamo con il calcio. E iniziamo l'ultima parte con il calcio, il Catania che vince all'esordio al Massimino, primo tempo quasi perfetto contro il Benevento, più difficile la ripresa, ma i rossazzurri dimostrano di essere un gruppo e chiariscono il loro ruolo in questo campionato. Sentiamo Marco Carli. L'importanza di essere squadra, questo ha detto la partita del Catania con il Benevento, il gruppo cimentato forse anche da un'estate difficile e granitico.
Ma quando c'è lo spirito giusto, chi metti la prestazione la fa. Questa squadra in questo momento ha lo spirito giusto e su questo dobbiamo continuare a lavorare e alimentarlo sempre di più. E poi c'è il gioco, l'organizzazione data dall'allenatore, un primo tempo quasi perfetto contro una delle big del campionato. Squadra dinamica che attacca e difende come un corpo unico. Il gol è una naturale conseguenza, nonostante le assenze delle punte di ruolo. Ci pensa uno come Carpani, che il gol ce l'ha nel sangue, 20 reti nelle ultime 2 stagioni, ma nessuna promessa. Promesse non si fanno, però è il più possibile per aiutare appunto la squadra a raggiungere l'obiettivo prefissato, e quindi se vengono con i gol miei meglio ancora, però l'importante è portare a casa il risultato. È stata anche la giornata di Pelligra, che ha esultato per la vittoria e poi è stato ai nostri microfoni. Il budget è stato sempre a prendere quello che c'è bisogno. Vincenzo Crella con Mac il nostro direttore hanno visto quello che c'era bisogno e hanno messo i giocatori giusti. Il secondo tempo è stato più difficile, il salvataggio di Sturaro sulla linea ne è il simbolo. Guglielmotti, che ha impressionato tutti nella prima frazione, chiude con una battuta. Sono contento di come è andata, il grosso problema è che c'è da durare 90 minuti, no? Il secondo tempo stavo in braccio a Sant'Agata. Ecco. Sant'Agata è il Catania, lo spettacolo del pubblico. Se i rossazzurri saranno spesso quelli visti nel primo tempo col Benevento, i tifosi avranno di che divertirsi. Non sarà Massimo Oddo il nuovo allenatore del Trapani. Saltata infatti questa mattina la trattativa con l'ex allenatore di Pescara e udinese Franco Cammarasana. È saltato ancora prima di celebrarsi il matrimonio tra Massimo Oddo e il Trapani, quest'ultimo alla ricerca di un allenatore che sostituisca Alfio Torrisi sulla panchina granata. L'accordo di massima con l'ex allenatore di Pescara e Udinese è saltato stamattina, sembra per opinioni diverse su alcune clausole del contratto ancora da definire. Il tecnico doveva arrivare a Trapani nella tarda mattinata di oggi e nel pomeriggio dirigere il suo primo allenamento dopo un incontro con i giocatori. Così non sarà. Adesso il Trapani dovrà orientarsi su altri nominativi e dovrà farlo in fretta, poiché incombe già la partita di Crotone in programma sabato sera. E dopo il pari contro il Cosenza, il Palermo inizia a pensare al prossimo impegno di campionato, che però sarà dopo la sosta. Per le nazionali l'appuntamento il 14 settembre a Castellammare contro la Juve Stabia. Marco Gullà. Un ruolo diverso, più vicino alla porta, che gli permette di essere sicuramente più incisivo. La nuova vita in rosanero di Checco Di Mariano a segno nel match contro il Cosenza per l'1-1 finale. Da quasi partente a eroe della domenica, il calcio a volte è strano e regala emozioni come quelle del Barbera. Sicuramente per me è un'emozione speciale. Da palermitano non segnavo da tantissimo tempo e mi sono tolto un peso. Sono contento, ma avrei preferito sinceramente non segnare, ma magari che sarebbe arrivata la vittoria. Una vittoria che il Palermo dovrà trovare dopo la sosta di campionato, ovvero il 14 settembre a Castellammare contro la Juve Stabia. I rosanero riaccenderanno i motori senza i calciatori impegnati con le rispettive nazionali, ovvero Desplanche, Diakité, Lund, Peda e Saric. Torneranno a disposizione di Dionisi invece Verre e Apois, ancora out Lucioni. E per tutti gli approfondimenti sui temi calcistici che avete appena ascoltato nei nostri servizi vi rimando a tra pochissimo con Anteprima Corner condotta da Angelo Gagliano. Prima della chiusura andiamo a Mister Bianco, dove torna il trofeo podistico internazionale Maria Santissima degli Ammalati. La manifestazione è stata presentata questa mattina alla presenza del sindaco Corsaro, dell'assessore allo sport Pignataro e dei vertici dell'atletica Mister Bianco. La gara è in programma per venerdì 6 con partenza alle 18 da via Giordano Bruno. E con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. A tutti voi grazie per l'attenzione. Prossima edizione del nostro telegiornale alle 19. Vi lascio con Angelo Gagliano e Anteprima Corner.